Ultimi giorni di campagna elettorale a Vittorio Veneto per le elezioni di sindaco e consiglio comunale. 4 candidati per il passaggio di testimone con l'attuale primo cittadino Antonio Miatto. Giornate intense per Mirella Balliana, Giovanni Braido, Luisa Camatta e Gianluca Posocco. Per Luisa Camatta, l'unica ad aver solo la lista Rete Civica per Vittorio Veneto a sostegno della sua candidatura, la campagna elettorale è stato un momento importante di incontro con i cittadini. All'inizio ho sentito forte il senso di responsabilità, quindi c'era anche un po' di preoccupazione per così una domanda interiore se ero all'altezza o meno del ruolo, se saremmo stati all'altezza, ma man mano che proseguivano i giorni è stato in realtà bellissimo parlare con le persone, letteralmente emozionante ogni storia che abbiamo raccolto, ogni problematica che abbiamo ascoltato, ogni assenteista convertito, diciamo, che ci ha dato fiducia, quindi in realtà io mi sono proprio divertita, è stato molto bello. Per Gianluca Posocco, vice sindaco uscente sostenuto da Forza Italia e da Due Civiche, il dibattito è stato acceso. È stata una campagna elettorale combattuta, vissuta. Da parte nostra io sono soddisfatto, molto soddisfatto della squadra che ho avuto, che ha girato ovunque, ha trasmesso i nostri messaggi, il nostro programma. Unico rammarico che probabilmente si è parlato poco di ambiente, poco di sociale, poco di cultura, che sono temi forti delle nostre liste e sono stati un po', diciamo, messi da parte rispetto ad altri temi. Decoro urbano, il tema più sentito dai cittadini. I temi attuali che la gente vede tutti i giorni, tipo il decoro pubblico, le asfaltature, di questo si è discusso tanto, tralasciando però altri aspetti molto importanti come appunto quelli che ho detto prima. È sicuramente decoro urbano, proprio la riscoperta della bellezza di Vittorio Veneto e ridare dignità alla città che assolutamente in questo momento è in uno stato di degrado, e poi il tema della sicurezza che si declina in vari modi, sia a livello di frequentazioni sulle strade, sia a livello di disagio sociale, ma anche a livello proprio di manto stradale alle volte banalmente. Per questo e per molti altri motivi i candidati si propongono così agli elettori. Noi vorremmo che i cittadini avessero fiducia di noi perché abbiamo dimostrato che possiamo essere un reale cambiamento per la città. Siamo vergini da logiche politiche, da partiti, quindi non abbiamo nessuno da ringraziare né nessuno a cui fare favori, ma siamo proprio cittadini tra i cittadini, siamo informati, siamo molto attenti alle esigenze della popolazione, parliamo con le persone, non ci trinceriamo in qualche palazzo e siamo assolutamente motivati e capaci di portare un vero rinnovamento nella classe dirigente e nello stile anche di amministrazione in città. Mi rivolgo a tutti perché vadano a votare e soprattutto agli indecisi e ai più giovani. Ultimamente i giovani vedono la politica come un qualcosa che non gli appartiene, invece qui a Vittorio Veneto finalmente ci sono tante persone giovani che mi supportano e fanno di tutto e faranno di tutto per eleggermi.